Buongiorno a tutti. Ringrazio l'amico Giovanni Leoni per avermi portata qui oggi. Forse a qualcuno sembrerà anche strano, una presidente di commissione non è neppure la presidente della quinta commissione che si occupa di sanità. No, perché io sono la presidente della sesta commissione, mi occupo di formazione, di cultura, di sport, di lavoro. E credo che partirò proprio da questo, nel senso che non spetta a me parlare di deontologia. Io, tra l'altro, di professione sono un avvocato, categoria da voi non apprezzata, e magari ne capisco e ne condivido per certi aspetti anche alcune motivazioni, e questo mi sento di dirlo, anche se so di fare un'affermazione pesante. È per questo che sono contenta di essere qui oggi a parlare di formazione per quanto mi compete. Tra l'altro mi stavo dimenticando di portarvi i saluti dell'assessore Manuela Lanzarin, che sapeva della mia presenza qui oggi e ci teneva appunto che vi fosse portato il suo saluto. Ora, la deontologia si riferisce a un codice di condotta rivolto a tutti i professionisti ed è il binario entro cui le professioni vengono esercitate. Allo stesso tempo esprime cosa il cittadino può anche aspettarsi dal professionista ed è soggetto alla revisione periodica, il codice deontologico, rappresentando una sorta di patto, potremmo dire, che quindi va rivisto con il mutare delle esigenze della società. Il comportamento deontologico si basa sul presupposto che la scelta della medicina come professione sia vocazionale. Io sono fermamente convinta di questo. La medicina, per eccellenza, è la professione che viene svolta o dovrebbe venire svolta per vocazione, anche quella dell'avvocato, anche quella dell'ingegnere, anche quella dell'architetto e via dicendo, ma la medicina è un qualche cosa di più. La medicina si occupa della salute delle persone, si occupa dell'altro, un concetto che forse noi oggi, anche noi politici, perché no, abbiamo un po' dimenticato. La cura dell'altro, l'attenzione dell'altro. Quindi, se è vero che la vocazione debba essere un valore comune a tutte le professioni, credo si possa affermare che essa trovi la più alta espressione nella medicina, cui è affidata la tutela dello stato di salute dell'uomo e del suo benessere fisico e psichico, concetto, tra l'altro, lasciatemelo dire, ben radicato nella Repubblica Serenissima, che si rifaceva al dettato salus populi suprema lex esto, cioè la salute deve essere un imperativo, la salute sia il bene principale. Etica, invece, definisce ciò che un individuo avverte come moralmente corretto nei confronti della professione. Qui abbiamo, come sempre, il dualismo bene-male, un dualismo che è presente in ogni aspetto della vita umana, anche se dovremmo tutti renderci conto che non sempre è facile decidere cosa sia bene, dunque etico, e cosa non lo sia. Bioetica, invece, riguarda problemi morali ed etici sollevati in campo medico e biologico da interventi che coinvolgono la vita umana. La differenza tra etica e bioetica risiede dunque nel fatto che nella prima c'è la ricerca del bene in sé, mentre nella seconda la ricerca del bene è rivolta agli interventi che interferiscono nella quotidianità, nella vita umana. E il tema che oggi verrà affrontato ci mette di fronte a grandi cambiamenti e dalle conseguenti problematiche che si presentano in questo ambito, per la cui gestione non esiste un manuale del bene e del male. Ecco dunque,
Io credo che oggi, pur assistendo al progresso della biomedicina e della biotecnologia, nell'epoca di quella che viene definita intelligenza artificiale, dove cambia la figura del medico e la relazione di cura, e forse vi sono grata perché mi state ascoltando proprio per quello che vi sto per dire, credo non debba mai venire meno la gestione umana nella professione medica, perché altrimenti avremmo perso quella humanitas che raccoglie l'attenzione, la cura, quella pietas intesa come senso del dovere e di rispetto per l'altro, valori fondanti non solo della medicina, ma della nostra cultura. Compito sicuramente non facile quello di restare al passo con i continui cambiamenti storici e sociali da un lato e lottare per non tradire la professione e i suoi principi morali dall'altro. Una prova che tuttavia ogni medico nella quotidianità deve affrontare, tenendo a mente che l'unico obiettivo è il bene del paziente. Il paziente però non deve mai dimenticare che un medico è prima di tutto un uomo. E purtroppo assistiamo oggi a delle scene non edificanti da questo punto di vista. La gente ha un po' perso questo senso di humanitas e a volte lo vorrebbe imputare alle condotte dei medici e dei professionisti in genere, ma non è così. Siamo uomini, siamo persone. La medicina non è una scienza esatta. L'errore ci sta. Però ci deve essere anche la comprensione dall'altra parte. Scusatemi se ho fatto delle digressioni, però credetemi, mi vengono veramente dal cuore. E vi saluto con un brano tratto dalle lettere a Lucilio di Seneca. Finché ignorerai quello che devi schivare o cercare, quello che è necessario o superfluo, quello che è giusto o ingiusto, il tuo non sarà un viaggio, ma un vagabondaggio. Grazie. Vedo molti amici, anzi devo dire che le parti di questi convegni sono importanti anche prima che inizi il convegno e quando il convegno è finito, durante il coffee break, perché vediamo molte persone e ci scambiamo molte riflessioni, in particolare insomma con alcuni amici abbiamo affrontato alcuni temi su come riuscire a riallacciare un po', no, dopo 2 anni di pandemia e dopo tutto quello che sta accadendo nel mondo, il bandolo della integrazione nel territorio dei medici del Servizio Sanitario Nazionale, dell'ambito sociale, come provare a dare una risposta alle tante emergenze che stanno appunto nascendo in maniera ancora più pressante. Ringrazio per questo invito e vi ringrazio anche per l'attività che durante tutto l'anno l'Ordine dei Medici fa. Devo dire che in questi anni ci ha abituato a regalare delle occasioni di confronto non solamente confinate all'ambito meramente sanitario o l'ambito meramente di rappresentanza quasi sindacale che alcuni organismi invece fanno. L'Ordine dei Medici di Venezia invece lavora moltissimo per crescere anche culturalmente come territorio, per raccontare chi siamo, per integrare il mondo sanitario con altre professionalità. Penso a tutto il lavoro fatto sulla filosofia dal vostro collega Gasparini, penso al lavoro fatto anche negli ultimi anni di confronto sui temi giuridici con il magistrato del Chi Ippolito e molte altre figure. Quindi davvero complimenti, lo dico fuori da un aspetto di retorica formale. Se oggi siamo qui per interrogarci sul nuovo codice deontologico, a pochi anni dal precedente, è perché da un lato il mondo cambia e quindi purtroppo, per fortuna, tutto diventa molto più complicato, molto più veloce, molto anche più, in alcuni casi, usa e getta, e quindi dobbiamo adeguare la nostra bussola per navigare in questo nuovo mare che offre nuove insidie, grandi potenzialità. Il fronte della medicina, forse insieme a qualche altro settore, è quello che più beneficerà di alcune tecnologie che stanno esplodendo ed esploderanno nei prossimi anni. Parallelamente però si aprono tantissimi punti di domanda, tantissimi dossier che possono essere molto impegnativi da affrontare sul piano bioetico, sul piano appunto deontologico e sul piano anche dei comportamenti individuali che sono richiesti a me medico, a voi medici, io non sono medico purtroppo, in quel momento.
E queste insidie, che vanno di pari passo con le grandi opportunità, ovviamente richiedono una riflessione comune, collettiva, condivisa, stabilire un'asticella dove si deve mettere, no, il limite, fino a dove possiamo spingerci nell'utilizzare alcune tecnologie, quanto possiamo trasformare o trasformarci. Ecco. Questi temi sono importantissimi e se siete qui oggi è perché tutti voi, insieme a tutti noi, sappiamo che al medico non si chiede di fare il medico, si chiede di essere medico. E nella vostra professione in particolare e in alcune altre è richiesto un surplus perché avete un ruolo di responsabilità e di esempio, di guida anche nei confronti della società civile. Il medico non finisce di fare il medico quando appende il camice e esce dall'ospedale o dall'ambulatorio. Il medico è medico quando chiacchiera con gli amici a una cena. Il medico è quando dà un consiglio alla signora in autobus che lo riconosce. La persona che viene chiamata al telefono, fammi una cortesia, cosa ne pensi? Perché il vostro ruolo è quello anche un po' di tenere il lumicino e guidarsi nel buio in alcuni casi, specie nei momenti più brutti, quando un familiare sta male o io sto male, il mio amico sta male. E questo surplus di responsabilità ovviamente che vi viene richiesto deve essere ovviamente conciliato con la vita personale e con la vita pubblica. Il Covid ci ha insegnato l'importanza dei messaggi che i medici davano in televisione, no? E tutti i vari, anche alcuni medici VIP che sono diventati VIP solo perché facevano trasparire alcune perplessità, erano invitati costantemente ai talk, l'uso dei social. Quindi ecco, avete purtroppo una responsabilità enorme sulle vostre spalle in termini di guida anche dell'opinione pubblica, di messaggi non discordanti, di lavoro importante per dare messaggi chiari alla popolazione che guarda a voi come chi dà risposte sulla salute e sulla vita. Credo che tutti i temi che affronterete e che poi insomma saranno sicuramente tenuti in conto nella scrittura del nuovo codice saranno temi che non esauriscono la loro efficacia nell'ambito appunto del vostro ordine, perché grazie al vostro lavoro credo che tantissimi altri corpi dello Stato, corpi intermedi, professioni potranno guardare a quanto emergerà per a loro volta comprendere come il mondo sta cambiando anche nei loro settori. E viceversa forse capire che parallelamente al nuovo codice servirebbe anche una nuova carta dei diritti del medico, cioè cosa il medico ha bisogno per fare quello che gli si richiede. E siamo in una fase storica in cui, lo sa bene il mio amico Giovanni, la difficoltà di reperire personale per assicurare il turnover, di mettere le persone nelle condizioni di non essere iperburocratizzati ma di fare il lavoro di contatto con le persone, e tutta una serie di altri fattori rende gravoso per il medico assolvere al 100% o al 120% o al 180%, quello che fate di solito, ai compiti che lui stesso si pone la mattina quando va a lavorare, o la notte se fa la notte. Ecco, quindi davvero c'è un doppio binario, il binario del vostro percorso prezioso di aggiornare questa bussola. Dall'altro lato c'è un lavoro importante che dobbiamo fare tutti noi, Stato, istituzioni, territorio, tutti quelli che hanno un briciolo di responsabilità in questo Paese, per capire di cosa ha bisogno oggi il sistema sanitario nazionale, cosa si sta un attimino sgretolando, dove dobbiamo mettere i nuovi mattoni, la nuova calce, la nuova malta per far sì che poi la casa resti in piedi. Grazie davvero e buon lavoro. Porto subito i saluti da parte del dottor Contatto, avrebbe voluto essere qui oggi ma aveva un altro impegno personale per cui non è potuto essere presente, ma mi ha pregato di portare i suoi saluti a tutti quanti voi. Devo dire che dopo due interventi così è difficile aggiungere qualcosa di significativo e di rilevante nel merito. L'argomento oggi è un argomento estremamente delicato e non posso non prendere atto del fatto che sono state fatte delle osservazioni di grandissimo spessore sia dal Presidente che dall'assessore, perché il richiamo all'aspetto vocazionale, voglio dire, spesso questa cosa può per alcuni dare anche fastidio, perché è quasi un richiamo ad un valore aggiunto rispetto a quello che noi facciamo come professione, come lavoro. E le parole dell'assessore sono veramente una bussola, come ha detto Simone, rispetto all'atteggiamento giusto da avere. Viviamo un periodo di grande difficoltà, lo viviamo perché si stanno affastellando una serie di problematiche importanti, alcune sono già state citate, penso alla carenza del personale, ma penso anche alla carenza e alla limitatezza delle risorse in un panorama politico nazionale che non è sicuramente facile. Il rapporto
tra la spesa e il PIL non sta dimostrando quello scatto che magari tutti quanti ci saremmo aspettati rispetto agli eventi pandemici di cui siamo stati tutti quanti vittime e che, voglio dire, abbiamo comunque gestito con una dignità e con una forza straordinaria che sono conosciute a livello globale. In tutto questo come si colloca il codice deontologico e perché è importante rinnovarlo? È stato detto da Simone poco fa, è la nostra bussola. Spesso ci sono leggi importanti dello Stato a cui noi dobbiamo osservanza, penso per esempio banalmente alla legge importantissima sul consenso informato del 19, la 217 del 19, che sono rivoluzionarie rispetto alle dinamiche professionali di ogni medico, quindi si cambiano completamente dei paradigmi. E in tutto questo ci sono delle fasi di transizione, di apprendimento, di assimilazione che non sono facili da fare. Però noi come medici abbiamo uno strumento in più, quello che appunto il Presidente richiamava prima come l'aspetto vocazionale, che è quello stesso che ci spinge a fare il giuramento al momento della laurea, il giuramento di Ippocrate, che è sempre lo stesso da migliaia di anni e che viene rinnovato di volta in volta. Quindi mi piace immaginare come di fatto la struttura del codice deontologico sia sempre quello e che di fatto noi andiamo a fare un aggiornamento, una manutenzione, come appunto Simone giustamente richiamava, e che ci permette di leggere gli eventi che oggi si verificano e che non si verificavano una volta sotto la chiave giusta, dando la giusta interpretazione. Per cui è corretto, e emerge chiaramente anche dal programma, si tratta di un aggiornamento, di una manutenzione, di una revisione del codice ontologico. C'è tutto il tema dell'intelligenza artificiale che sarà impattante in maniera straordinaria nei prossimi anni. Io mi guardavo un attimo le date, ragionavo con Giovanni prima, e i precedenti codici deontologici risalgono al 2014, mi pare il precedente al 2006, quello precedente ancora al 98, ogni 6-8 anni c'è questa esigenza e questa necessità. E su questo bisogna dire che la federazione che c'è da guida a livello nazionale è sicuramente un punto di riferimento, perché ha sempre dimostrato altissima questa sensibilità e questa capacità di interpretare il momento giusto e le esigenze di una professione che è forse la più bella, ma certamente la più difficile al mondo, perché ci si scontra con quelle che sono le caratteristiche proprie di una professione che uno esercita per mantenersi, con quella che è l'attesa e le aspettative da parte dell'utenza, col significato che è stato richiamato all'inizio del valore assoluto della salute in sé. Questi elementi alla fine si incrociano e danno una complessità straordinaria, per cui questa sicuramente è la professione più bella del mondo e sicuramente anche la più difficile, ed è il motivo per cui bisogna essere solidi, bisogna essere determinati nel definire quali sono gli aspetti che ci guidano nella nostra deontologia e che, voglio dire, ci accompagnano nel cambiare dei tempi, anche in tempi turbinosi come questi. Io ringrazio quindi gli organizzatori di questo convegno, che è sicuramente un convegno di spessore e viste anche le presenze di livello nazionale, direi. Giovanni, grazie anche per il tuo importantissimo ruolo che eserciti con grande pazienza, umiltà, disponibilità, lo danno tutti come un elemento scontato, ma non lo è, perché insomma ricordo che comunque sei un professionista affermato, stimato e presente anche nel lavoro, per cui questo è uno sforzo in più. E di questo ti ringrazio e ringrazio tutti voi per la vostra presenza qui oggi. Grazie Presidente, io faccio le veci del mio direttore generale, che è il dottor Mauro Filippi, che per impegni personali non ha potuto essere presente qui e che mi ha pregato di portarvi i suoi saluti e il ringraziamento per essere stato in qualche modo sia invitato che copromotore come azienda ULSS di questo convegno. Anch'io non posso dire niente di più di tutto ciò che è stato detto da chi mi ha preceduto, che condivido molto. Volevo sottolineare solo una cosa da psichiatra. La nostra professione ha delle caratteristiche, in particolare io immagino la psichiatria, cioè ha a che fare con la complessità della vita, con la complessità della cura, col fatto che noi da soli non bastiamo, che abbiamo bisogno anche di altri professionisti, e il convegno di oggi e il tema di oggi mi sembra che sia interessante anche per questo, perché affronta il tema da diversi punti di vista, e credo che lo sforzo debba essere quello di ascoltarci reciprocamente per trovare insieme
le soluzioni migliori, che qualche volta così sono soluzioni difficili per noi come persone, prima di tutto, e poi anche come professionisti della salute. Ringrazio ancora moltissimo dell'opportunità di questa giornata e auguro a tutti e a tutte un buon lavoro.